Fu Beato Matteo d'Agrigento volere la costruzione del convento intitolato a Benedetto il Moro, copatrono di Palermo, annesso alla chiesa Santa Maria di Gesù, sita nell'omonimo quartiere ai piedi del Monte Grifone e distrutta ieri parzialmente da uno dei numerosi incendi che hanno avvolto la città. L'edificio di culto custodiva le spoglie di Beato Matteo Guimerà, agrigentino di nascita, e che pare da una prima sommaria ricostruzione siano andate distrutte. La chiesa di Santa Maria di Gesù comprende la primitiva chiesa di Sant'Antonio di Padova, il cimitero omonimo, il convento di San Benedetto il Moro voluto da Beato Matteo d'Agrigento ed alcune cappelle gentilizie, tra le quali quella della famiglia Borsellino in cui riposano Paolo e la sorella Rita. Matteo Guimerà, nato ad Agrigento, fu una figura molto importante per i cittadini palermitani, dato che per farsi capire da tutti comunicava con loro in dialetto, nonostante fosse una persona molto colta. Fu vescovo di Agrigento dal 1442 al 1445 ed è stato scelto come patrono del settimanale cattolico agrigentino L'Amico del Popolo. E sulla costruzione del convento voluta dal vescovo agrigentino si narra che nella contrada di Santa Maria di Gesù vi siano installate due croci legate alle vicissitudini dello stesso convento, una delle quali fece costruire il beato Matteo Guimerà proprio nel punto in cui si fermò l'asino lasciato libero di dirigersi verso il luogo in cui costruire il convento come segno del volere di Dio. Morto il beato Matteo, si aprì una contesa tra frati di San Francesco Lichiovara di Palermo, nel cui convento il beato Matteo era morto, e quelli di Santa Maria di Gesù che lo reclamavano in quanto loro fondatore. I frati di Santa Maria di Gesù, nel corso di una giornata tempestosa, trafugarono il corpo di Beato Matteo da Girgenti. Il temporale impose ai frati di San Francesco di desistere dall'inseguimento per riprendersi la sacra reliquia. La tempesta fu ritenuta prodigiosa e, a ricordo del luogo, oggi Piazza Guadagna, fu innalzata un'altra croce.